Allora, tanto grazie in modo particolare a questa meravigliosa squadra e a tutti voi che siete qui oggi, perché fa veramente piacere con tutto il cuore vedervi qui, ma la cosa bella, lo dico con il sorriso, ma con un sorriso di grande amicizia, è che se avete sentito Renato prima, nella sua introduzione, e in ogni secondo quando introduce ognuno di noi, si vede che c'ha ancora quella passione, quel cuore. E fatemi dire un'ulteriore parola che tante volte abbiamo una grande difficoltà a dirla anche a chi abbiamo di fianco, è quell'amore che ha ancora verso la politica, ma in modo particolare verso i propri cittadini e verso le persone che hanno bisogno. Guardate che questa cosa è una cosa straordinaria che si è persa, quindi veramente Renato. E non è una cosa che nasce perché siamo dietro un tavolo di una conferenza stampa, perché la differenza si vede quando uno trasmette le cose, si vedono chi lo fa perché gli tocca farlo, perché qui no, e chi lo fa perché invece ci crede, e c'è una differenza abissale su queste cose. E vedete, io credo che oggi più che mai noi dobbiamo riprendere con forza il credere veramente che la politica è a servizio di ognuno di noi, di cittadini, perché così nasce. E nasce attraverso questo scudo crociato, questa storia che non è una cosa antica, ma è una cosa di tutti i nostri giorni, deve essere una cosa di tutti i nostri giorni e soprattutto del nostro futuro, per i nostri giovani, per i nostri figli, per ognuno di noi, per i nostri papà e le nostre mamme, per i nostri nonni che ci hanno fatto essere qui oggi. Questo significa far politica, questo significa riportare la politica in mezzo e tra la gente. E vedete, è difficile colloquiare, ascoltare, comprendere, eccetera, esserci. Difficilissimo, perché ci vuole pazienza, ci vuole comprensione, bisogna dopo comprendere le cose e bisogna trasformarle e cercare di dare delle risposte. È più semplice. Ok, faccio io, decido e chi si è visto si è visto. Ecco, oggi si sta andando su qualcosa di questo genere. Noi crediamo che ancora le persone siano al centro di tutte le politiche, al centro della vita, al centro la persona. E noi partiamo da questo presupposto. Al centro la persona significa al centro la vita, perché da qui si parte, si costruisce il proprio futuro attraverso i nostri figli che devono far famiglia. Oggi ci sono sempre meno nascite. Ed è un problema. La denatalità è uno dei grandi problemi che abbiamo anche qui in Veneto. Quindi dobbiamo fare delle politiche sulla famiglia e sui nostri giovani perché si costruiscono famiglia. E per costruirsi famiglia devono avere anche una casa. Oggi le politiche abitative sono state in parte, non voglio dire dimenticate perché non è vero, ma comunque non sono nelle priorità. Oggi bisogna riprendere le priorità che riguardano i nostri giovani, ma ognuno di noi, anche per costruirsi famiglia, casa, lavoro. Perché senza lavoro non c'è dignità. Lavoro significa impresa, impresa significa sviluppo, significa futuro e assieme con questo c'è tutto il grande mondo dell'impresa, dal mondo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria, della libera professione e di qualsiasi, del turismo. La più grande attività del Veneto, la più grande impresa del Veneto è il turismo, che non è più quello che per fortuna c'è di Venezia, cito Venezia per citato, ma è quello un turismo lento, cosiddetto slow, che vogliono vedere le nostre campagne, che vogliono vedere i luoghi bellissimi che abbiamo qui come parco naturale del Delta e moltissime altre parti, perché vogliono riscoprire la natura, le bellezze del nostro territorio, le bellezze del nostro mare, le bellezze delle nostre campagne, le bellezze delle nostre città. Noi abbiamo in ogni nostro comune, piccolo o grande che sia, in ogni nostra città, delle bellezze straordinarie. E oggi è cambiato, quindi dobbiamo dargli tutto questo. E poi, vedete, questo pacchettino di carta è il nostro programma. Perché abbiamo voluto fare un programma? Negli ultimi 10-15 anni nessuno più guardava niente, non serviva un programma, non servivano le idee, a nessuno interessava cosa volevi fare,
qual era il tuo progetto, quali erano le tue priorità, perché seguivano un percorso. Noi l'abbiamo costruito perché le persone ce lo stanno chiedendo tutti i giorni, le persone, le associazioni, le imprese, eccetera. Abbiamo costruito un programma importante, mettendo delle priorità rispetto a tutto il resto. Un programma di più di 100 pagine, per un bel tomo. Tocchiamo tutti i temi fondamentali importanti per la vita di ognuno di noi, per lo sviluppo del Veneto. Un Veneto che è cambiato, come ci diceva prima, un Veneto dove le richieste sono diverse, un Veneto dove abbiamo bisogno di lavoratori, un Veneto dove una volta si lavorava fino a 60 anni, purtroppo a 65 anni molti ci lasciavano. Oggi uno a 65 anni, un ragazzino, a 70 comincia a capire dov'è, a 80 ha un'età importante, 85-90 comincia, è cambiata la società, le esigenze sono cambiate, i nostri giovani ci chiedono delle cose diverse, ognuno di noi ha delle altre prospettive, le nostre aziende devono rivedere perché è cambiato il contesto veneto nazionale e internazionale rispetto a tutto quello che è successo, dal Covid alle guerre, alle crisi che stiamo vivendo. Allora, voi capite che oggi più che mai serve una riprogrammazione importante della nostra regione rispetto al futuro di ognuno di noi e cosa chiedono i nostri cittadini, qual è il futuro del nostro Veneto per i prossimi 10, 20, 30 anni. È finito un momento e sta ricominciando un altro se vogliamo realmente dare risposte. E credo che su questo aspetto chiaramente il centrodestra, ma in modo particolare l'Unione di Centro, l'UDC, come Alberto Stefani, presidente, ha delle proposte importanti e chiare. Primo, le politiche sociali, perché senza di questo non si va da nessuna parte. Sociali, sociosanitarie e sanitarie. Perché se non stiamo bene, se non siamo in salute, possiamo fare qualsiasi cosa, ma tutto il resto chiaramente non è più in un contesto di vita normale. Allora, dobbiamo partire da questo per fare tutto il resto. E vedete, è una differenza sostanziale, non che gli altri non le hanno fatte, ma mettere nella priorità a casa tua. Oggi faccio prima una cosa o la faccio dopo un'altra. Cambia completamente la visione, l'organizzazione rispetto a quello che sono poi le ricadute nel prossimo futuro. Quindi mettendo al centro la persona in tutto il percorso della vita, con la priorità chiaramente politiche sociali, sanitarie, lavoro, casa, famiglia, si ricostruisce un Veneto che guarda il futuro. Anche noi ci siamo fermati, siamo messi alle stellette perché i nostri papà, le nostre mamme hanno costruito il Veneto nel dopoguerra, siamo i più belli, i più bravi, i più forti, eccetera, eccetera, e ci siamo un po' adagiati su questo aspetto. Dobbiamo invece adesso riprenderlo in mano e ridare quella verve, quella forza, quella caratteristica che ci hanno dato i nostri genitori, che hanno ricostruito il Veneto nel dopoguerra. Renato, chi l'ha ricostruito? L'hanno ricostruito questi signori e per questo la ricostruzione oggi più che mai è fondamentale. È una ricostruzione diversa, è una ricostruzione di una società che è cambiata, di una società che ci chiede delle cose più diverse rispetto a prima, rispetto a 10-20 anni fa. È una sanità che deve riprogrammarsi rispetto alle nuove esigenze. Per fortuna siamo ancora una grande sanità, ma su questo non c'è dubbio. Ma dobbiamo riprogrammarla perché le esigenze sono cambiate rispetto a una popolazione che è cambiata. Le politiche alle persone sociali sono cambiate. Parlava prima Renato. I nostri genitori oggi autosufficienti con più di 60, 70, 80 anni hanno delle richieste diverse rispetto a quello che potevano avere 20 anni fa, completamente diverse. È una società ancora forte che ha la possibilità di poter dare ancora molte cose, ma ci sono delle esigenze di attenzioni, di riorganizzazione delle case, di riorganizzazione dei servizi, e altrettanto per i nostri giovani. I nostri giovani studiano, vanno all'università o alle superiori, poi molti se ne vanno. Dobbiamo trattenere le nostre menti più importanti, le nostre forze qui da noi, dandogli chiaramente un sostegno per poterli
a rimanere qui. Quindi credo che su tutto questo ci sia una grande riorganizzazione che dobbiamo avere nel prossimo futuro nel nostro territorio. Vedete, la regione per eccellenza, per molti aspetti, è quella che legifera, cioè fa le leggi, organizza, riorganizza molti di questi settori che noi abbiamo citato. Quindi passa attraverso questo. Oggi, quindi riprogrammare una regione, avere una regione con presidente importante che ha cura e le attenzioni su questi temi e con la presenza anche di un'area come la nostra, un'area importante, per rimettere questi temi nelle priorità e per dare quell'attenzione e quell'equilibrio anche alla nostra coalizione, che è fondamentale per l'ascolto, per l'attenzione, per il DNA, per ritornare in mezzo a ognuno di voi. E qui è semplice, forse più semplice in provincia di Rovigo, quello che vi sto per dire. Però in tutte le altre province che io ho fatto, le di Rovigo e Belluno, che sono le più piccole, ma non per questo meno importante, anzi, ma non per questo meno importante, ho chiesto a tutti, anche in assemblea di 600-700 persone, se vi ricordate quali sono i vostri consiglieri regionali. Nelle altre province se ne leggono 9. Nessuno ha saputo darmi la risposta. E sono quelli che sono stati eletti 5 anni e mezzo fa nei nostri territori con la preferenza. E nessuno li conosce, o almeno li conosco 1, 2, 3. Voi capite che questo è uno degli aspetti più negativi per la democrazia, per la nostra libertà, per il nostro futuro. Quindi ritornare col DNA che noi rappresentiamo, di riportarci in mezzo e tra la gente, ascoltare, sentire i problemi e cercare di risolverli, credo che sia uno degli aspetti fondamentali. Per questo motivo, se potete, votate questa meravigliosa squadra, votate l'Unione di Centro, mettete una croce sullo scudo crociato e scrivete uno di questi cognomi. Grazie a voi e sono a vostra disposizione.